nuraghe Maiori si chiama Maiori perché intanto è uno dei più grandi qua della zona, nel nord-est della Sardegna, in Gallura, e per le enormi dimensioni delle pietre, perché comunque sì, anche in altri nuraghi le pietre sono molto grandi, però effettivamente qua sono di dimensioni notevoli. Il nuraghe è costruito sopra un affioramento granitico che è stata anche la cava da dove hanno estratto il materiale. Questo lo possiamo vedere alla fine del giro, perché si può fare il giro tutto attorno. Il nuraghe si vede proprio su questa collina granitica. Il granito da solo, la sua chimica fa delle fenditure nella roccia che l'uomo ha sfruttato utilizzando dei cunei di legno riempiti d'acqua che hanno fatto sì che si potesse estrarre il materiale. È ovvio che il granito, con la strumentazione dell'età del bronzo, perché stiamo parlando dell'età del bronzo, non si poteva lavorare e quindi avere i blocchi perfettamente squadrati. D'altre parti avrete visto magari dei monumenti con blocchi perfettamente squadrati fatti con delle pietre vulcaniche che sono resistenti, però allo stesso tempo sono molto più lavorabili rispetto al granito, anche perché il granito, se gli voglio dare una forma e lo colpisco in un punto, è probabile che si rompa dall'altra parte, quindi non si riusciva a dargli una forma perfetta. Infatti i nuraghi galluresi sono abbastanza rozzi, diciamo così, perché hanno queste pietre che non hanno una forma perfetta. L'incastro delle rocce, delle pietre è comunque perfetto. Dove l'incastro non avviene, si utilizzano delle pietre più piccole per rinzeppare, perché la costruzione è interamente a secco. Il nuraghe si poggia, lo costruiscono esattamente su questo affioramento granitico perché sfruttano già questa altezza, questa evidenza, perché gli uomini nuragici non erano assolutamente stupidi. Sfruttano queste evidenze per costruire il meno possibile, perché diversamente avrebbero dovuto costruire molto di più per raggiungere quell'altezza che gli serviva poi per controllare, per dominare il territorio. I nuraghi in Gallura sono un po' diversi, perché abbiamo questi nuraghi misti, vengono chiamati, perché c'è l'incontro delle due tipologie costruttive. Il nuraghe a corridoi, che è quel nuraghe con appunto un corridoio centrale e degli ambienti laterali, che si sviluppa molto più in larghezza piuttosto che in altezza, e il nuraghe a tolos, che è il classico nuraghe troncoconico, che sono la maggior parte effettivamente dei nuraghi in Sardegna, che hanno questa copertura a falsa cupola. Nel nuraghe Maiori abbiamo l'incontro di queste due tipologie. Infatti c'è il corridoio centrale, due ambienti laterali che sono coperti a falsa cupola. In uno, quello di sinistra, si conserva ancora la copertura originaria, mentre nell'altra non c'è più, perché poi col passare del tempo, parliamo di un monumento che ha 3400 anni, è stato smontato. È stato smontato soprattutto intorno al 1800. Nel 1820 in Sardegna c'è stato l'editto delle chiudende, che è quella legge che ha sancito la proprietà privata, per cui ognuno doveva recintare il proprio appezzamento di terreno, ma non tanto perché dice mio non entra nessun altro, no, perché poi glielo dovevano tassare, quindi la legge non era tutta questa grande non era così utile. E quindi come venivano recintati questi appezzamenti di terreno? Con i muretti a secco, questi che vedete qua dietro di voi. Se guardate con attenzione ci sono delle pietre molto particolari ed erano assolutamente del nuraghe Maiori. In questo periodo moltissimi monumenti in tutta la Sardegna sono stati smantellati. Attualmente si dice che ce ne sono circa 7000 di nuraghi in Sardegna, poi è un numero così, non è che effettivamente sono stati contati 7000, però potevano essere tranquillamente molti di più. Perché adesso per esempio noi qui abbiamo il nuraghe così, che è alto 7,5 metri, però era alto più del doppio. Era alto il doppio sicuramente, perché c'erano delle stanze anche al primo piano. Oggi una è visitabile, almeno una, la base di una, perché poi non c'è più la copertura, e poi forse doveva essercene anche un'altra, quindi erano esattamente 2 stanze a piano terra e 2 forse al piano superiore, anche perché abbiamo un disegno della Marmora del 1840 che ci fa vedere come ha trovato lui il nuraghe Maiori, quindi con la base, appunto quella che vediamo noi oggi, e con 2 torri superiori. Una ce l'abbiamo, la seconda
poteva esserci, ma poteva essere anche il fatto che la stanza che sta giù al piano terra poteva essere molto più alta e quindi effettivamente si vedeva la parte sommitale di questa camera. È un dubbio che avremo sempre sino a quando magari non si riuscirà forse a fare anche qualche altro intervento di scavo. Lo scavo è stato fatto nel nuraghe Maiori anche perché era completamente nascosto dalla vegetazione, l'ingresso si vedeva solamente la parte proprio sotto l'architrave. Lo scavo dell'86 e del 97 ha riportato proprio al piano nuragico, perché si è arrivati proprio alla roccia madre sul quale il monumento è costruito, però insomma si potrebbero, essendoci i fondi, fare forse qualche altro intervento anche per cercare di capire esattamente la struttura, fare diversi rilievi. Anche perché insomma diciamo così che col passare del tempo anche l'archeologia si è un po' evoluta, perché c'è l'interdisciplinarità, quindi andiamo a relazionarci con altre scienze come la geologia, come chi studia i pollini, insomma diverse professionalità che fanno sì che effettivamente ognuno possa mettere qualcosa di suo e che il quadro possa essere un po' più completo. Sì, assolutamente. C'è una piccola finestrella sull'ingresso, sull'architrave dell'ingresso. Non è una finestrella per far entrare aria o luce o chissà che, è un finestrino di scarico, viene definito. Scarica che cosa? Il peso. Scarica il peso di tutto il monumento, perché vi ripeto era costruito ancora molto di più superiormente. In questo modo il peso, con questo vuoto in mezzo sull'architrave che sta sull'ingresso, si distribuiva lateralmente dove c'era più solidità. È un accorgimento architettonico che sicuramente è costato tanto ai nuragici e effettivamente lo troviamo in diversi nuraghi. Se vi capita fateci caso che c'è spesso una finestrella sull'ingresso. L'ingresso è sempre orientato a sud-sud-est per sfruttare al massimo la luce del sole e anche per ripararsi dal vento del maestrale, perché soffia oggi ma sicuramente soffiava anche durante il periodo dei nuragici. C'è una piccola canalizzazione, la vedete a fianco al gradino che sta qua all'ingresso, che attraversa tutto il corridoio e fa sì che il monumento non si allagasse, perché dall'altra parte c'è un cortile interno che non doveva avere una copertura, quindi se pioveva tanto c'era il rischio che il monumento si potesse allagare. In questo modo l'acqua veniva convogliata all'esterno e recuperata, perché sicuramente non si permettevano di sprecare quest'acqua, anzi quindi la convogliavano, la recuperavano e in qualche modo veniva poi utilizzata. Possiamo entrare all'interno? La domanda sono anche molto grossi? Sono assolutamente molto grossi. Allora, ve l'ho detto che i blocchi ce li hanno qua, cioè la cava di granito ce l'hanno proprio qua sotto. Probabilmente non ne abbiamo la certezza matematica, però l'ipotesi più plausibile è la stessa che è stata fatta per le piramidi, ossia che costruissero delle rampe di sola sabbia di terra e quindi sfruttando la forza animale trascinassero sin su all'altezza che gli serviva per poi andare a costruire il nuraghe, e una volta che la struttura era terminata queste rampe di sabbia venivano smontate. Questo perché? Perché poi a livello archeologico non lascia tracce, è solo un mucchio di sabbia che una volta che viene smontato non lascia tracce. Se ci fosse stata una struttura di legno o di qualche altro materiale, poi nella terra i segni restano e quando si va a scavare si trovano le tracce. Quindi l'ipotesi più plausibile è questa qua. Sfruttavano la forza animale, questo sì, perché i buoi sono dei buoi che venivano utilizzati per tante cose, però il fatto che negli scavi vengono ritrovate le ossa di animali molto vecchi ha fatto capire che effettivamente venivano sfruttati per la forza lavoro, anche perché poi sulle ossa restano i segni di questo lavoro. Se invece poi noi troviamo degli animali, dei resti di animali giovani, sono quelli che hanno utilizzato proprio solo e esclusivamente per la carne, per mangiarli.